Do it, do it, do it, do it. Come on. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta su Sesta Rete, penalty, in compagnia naturalmente anche delle nostre due penaltine, lei e Federica, quella della prima parte, poi arriverà Giulia. Carmelo sempre in postazione, però devo dare subito il saluto e il benvenuto a mister Natale Serafino, mister della Ginca Scordia. Buonasera a tutti, grazie Per l'invito. Lo sappiamo che sei sempre ben contento di venirci a trovare. Tra l'altro complimenti perché insomma primo anno di eccellenza anche come tua esperienza personale, quindi doppia soddisfazione perché hai portato a compimento un progetto, quello quantomeno di salvare la categoria. Abbiamo mantenuto quello che era l'obiettivo iniziale, anche con tanti problemi, ma alla fine ci siamo riusciti. Alla grande. Grande lavoro però, grande lavoro di amalgama da parte di tutti. Da parte di tutti. Tra l'altro anche con l'avvento di un nuovo presidente. Sì, da gennaio è subentrato un nuovo presidente, Rosario Gallo. Ha voglia di vincere questo presidente? Vulcanico, pieno di entusiasmo. Speriamo. Ha voglia di vincere, quindi magari possibilmente il prossimo anno vediamo nuovi progetti. Vediamo quello che mettono a disposizione a Scordia soprattutto. Certo. Per l'impianto. Allora, dalla regia pregherei cortesemente di far vedere a questo punto la schermata del girone A di eccellenza, la schermata riguardante la classifica, così la commentiamo in maniera veloce sia con i nostri ospiti e anche con Carmelo, tra l'altro anche in prospettiva playoff. Carmelo, campionato vinto alla grande dalla Leonfortese, i playoff saranno anche abbastanza ingarbugliati comunque, perché comunque l'Alcamo che ha perso lo scontro, o meglio ha pareggiato nello scontro diretto, ha perso la possibilità di arrivare direttamente al primo posto, è una brutta gatta da pelare anche in prospettiva playoff. Diciamo che la settimana prossima la semifinale playoff prevede Alcamo-Marsala, che è una di quelle partite dove può veramente succedere di tutto, oltre che due squadre importanti, anche due blasoni a confronto. L'Alcamo, come abbiamo anche avuto modo di leggere in settimana, ha un po' subito lo shock della mancata promozione. È chiaro, c'era grande entusiasmo, c'era la voglia di vincere con la Leonfortese e di arrivare subito in Serie D, così non è stato. Piano piano si sta cercando di rimettersi a lavorare per preparare al meglio questa semifinale. È chiaro che l'Alcamo resta la grande favorita per il salto in Serie D. Vabbè, anche senza schermata comunque dobbiamo fare un plauso alla Leonfortese, il commento lo passiamo anche con i nostri ospiti. Leonfortese sino all'ultimo con il dubbio, poi alla fine ce l'ha fatta. Sì, il girone A è stato avvincente fino alla fine, fino allo scontro diretto di domenica. E Gaetano ha sovvertito tutti i pronostici, perché sentivo anche qui da voi che lo davano spacciato quasi, quindi invece ha fatto un bel lavoro e gli faccio i complimenti, siamo stati anche compagni di squadra proprio a Battiati qualche anno fa, quindi ha fatto veramente un bel campionato. Il prossimo anno, Paolo, secondo te la Leonfortese che ruolo dovrebbe avere nel campionato di Serie D? Ma io spero che abbia un ruolo importante anche nel campionato di Serie D. D'altronde Mirto mi sembra un ragazzo abbastanza preparato. Infatti, tra l'altro vincente, i risultati da un po' d'anni gli stanno dando ragione. Anche se vorrei fare un plauso anche all'Alcamo, del mio amico Riccardo Chico, che alla fine diciamo che nel calcio sarà la squadra da battere nei playoff, sicuramente. Sì. Secondo me avranno la meglio, perché è stato, se non sbaglio, un calcio di rigore sbagliato. Sì, calcio di rigore sbagliato nel secondo tempo. E quindi poi i dettagli, dico, un po' di fortuna, insomma, un po' di sfortuna. La vittoria si è fermata a 11 metri. Da infatti. Natale, invece tu cosa pensi che succederà adesso a Leonforte? Insomma, l'atmosfera sarà galvanizzata, per cui punteranno anche ad andare ancora avanti? Guarda, loro stanno vivendo un sogno che non l'avevano messo in preventivo, perché sono partiti per fare un campionato di salvezza tranquilla. L'ho incontrati in amichevole quest'estate, quindi conosco un po' l'ambiente, avendo allenato da quelle parti di Nicosia, quindi conosco un po' qual è l'ambiente là. Hanno un presidente che è abbastanza ha voglia sempre di vincere, non basta mai per lui. Potrebbe essere la sorpresa il prossimo anno, l'impressione che comunque questo pensiero tuo... hanno tutte le potenzialità per fare bene, perché hanno una struttura che insomma da un'altra categoria, quello che è campo e poi tutto l'ambiente. È vero. Anche se io penso, Ettore, che comunque è vero che quest'anno
Gaetano Mirto ha fatto un grande lavoro, secondo me però la squadra ha bisogno di parecchi innesti per essere competitiva in Serie D. Regionale È una squadra che ad oggi è una squadra molto giovane, molto fresca, ma secondo me nella quarta serie dell'anno prossimo è un'altra cosa. Faticherebbe molto qualora non venisse rafforzato un po' in tutti i reparti. È vero. A proposito di Leonforte, a proposito della cavalcata vincente della squadra di Mirto, guardiamoci questa bella clip che in un certo senso fa rivivere i momenti più importanti, soprattutto nella gara con l'Alcamo, i momenti che hanno portato appunto la squadra ennese a vincere il campionato e quindi ad approdare nel campionato di Serie D. Free boys, free girls, especially free love. Minuto 5 del secondo tempo, calcio di rigore per l'Alcamo. Si appresta a battere dagli 11 metri. Il numero 9, Gambino, Andrea Gambino, dagli 11 metri, dal dischetto. Di Andrea Gambino, disperazione a bordo campo e in tribuna. Gambino spreca questa ghiottissima occasione, calcio di rigore per l'Alcamo, sprecato al quinto minuto del secondo tempo.
con questo 0-0 ad Alcamo e in Serie D, promossa in Serie D la Leonfortese. Alcamo che non riesce a passare, Alcamo che spreca un calcio di rigore e viene premiata la Leonfortese che vince il campionato di eccellenza 2013-2014. Soddisfazione, mister? Decisamente. Quest'Alcamo attaccato per tutta la gara non è Quest'Alcamo meritava di vincere, ma era il nostro anno, siamo fortunatissimi oggi. Mister, la vedremo anche il prossimo anno sulla panchina della Leonfortese? E ci godiamo intanto la Leonfortese, il salto in Serie D. Su questo campo come vi siete trovati? Si è tanto parlato delle condizioni del campo di Alcamo non ottimali. E noi siamo abituati come loro, il nostro campo è uguale a questo, quindi non abbiamo problemi. L'Alcamo oggi è stato grande. Mister, ma all'inizio di questa stagione sinceramente lei si aspettava di arrivare a questo punto? No, per niente, eravamo partiti per salvarci anche con i play-out. Merito di un grande gruppo, veramente, ho dei ragazzi fantastici, hanno sempre dato l'anima in campo, sicuramente non siamo i migliori, non siamo tecnicamente validi, ma abbiamo tanto cuore e con questo vinciamo le partite. Che cosa ha pensato quando l'arbitro ha concesso quel rigore all'Alcamo? Uno rigore gli ha concesso, ho pensato che appena l'hanno sbagliato non avrebbero più vinto la partita, era la nostra giornata. Era la vostra giornata. Comunque, le faccio tanti auguri, ringraziamo mister Gaetano. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Never alone this world. But that was when I ruled the world. When I ruled the world. Che bella emozione, soprattutto per tutti i tifosi di Leonforte, rivivere queste atmosfere che si sono vissute nel campo di Alcamo, con quel rigore addirittura insomma, che poteva pregiudicare l'eventuale promozione. Carmelo, 30 secondi finali sulla Leonfortese mi sembra giusto e doveroso. Alla fine ha meritato, ripeto quello che abbiamo detto la settimana scorsa, non era la squadra più forte, ma proprio per questo forse questa vittoria di campionato è ancora più meritata. E ribadisco, con qualche puntello anche una salvezza tranquilla in Serie D sarà possibile.
Benissimo, adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Abbiamo un ospite che lo ha vissuto in prima persona, essendo l'allenatore del Gimca Scordia. Guardiamo la schermata della classifica, così anche la possiamo commentare insieme anche al nostro ospite riguardante il girone, ma anche gli altri profondi conoscitori del calcio dilettantistico, Luca Di Gregorio e Paolo Spartano. Allora, classifica che ha visto in vetta in maniera quasi definitiva già da parecchie settimane questa Tiger Brolo, che poi alla fine penso abbia anche meritato. Paolo. Scusami, Natale. No, sicuramente ha vinto la squadra più organizzata e più quadrata della categoria. Io l'avevo già detto all'inizio, sia l'allenatore, grandissimo per questa categoria, Sentino, ha fatto un buon lavoro, aveva la squadra più di categoria. Più di categoria. Più quantità. Lasciamo da parte tutte le polemiche, comunque punti persi, punti dati, punti che si sperava che ritornassero. È successo un po' di tutto in questo girone, no? Ma sì, soprattutto il girone di ritorno è un altro campionato. Per quella che è stata la vicenda punti, di penalizzazione, anche per qualche partita vinta a tavolino. Perfetto. Paolo, guarda un po' anche il discorso playoff e playout. Allora, playoff avremo Mister Bianco Taormina e poi Siracusa Catania San Pio X, che attualmente è anche un punto interrogativo perché la San Pio spera di rientrare nel discorso di Serie D tramite anche l'eventualità di un ripescaggio in occasione della semifinale di Coppa Italia. Mentre play-out, Città di Rosolini, Rometta. Come vedi questa situazione? No, io vorrei fare una premessa in questo girone di eccellenza perché la stessa discussione fatta da Carmelo per la Leon Fortese poco fa, secondo me vale anche per la Tiger. Secondo me non era attrezzata per vincere il campionato, mentre sono partite abbastanza in ritardo sia Siracusa che Catania San Pio. Siracusa non ce l'ha fatta a recuperare, Ecco, troppi punti di distacco. Sulla carta la San Pio penso che era superiore a tutti. Comunque Siracusa è partita abbastanza in ritardo. Per quanto riguarda i playoff penso che il mister Bianco dovrà avere la meglio sul Taormina, visto il fattore campo e visto la squadra che dopo la vicenda punti si è formata, perché se non sbaglio c'è ritornato Nicolossi. Sì, è ritornato in questo Nicolossi. campionato sta facendo abbastanza la differenza. E se non sbaglio parlando col mister, con Gigi Chiavaro, si sono migliorati tantissimo. Indubbiamente. Invece Luca, a questo punto l'eventuale mister Bianco che vince con il Taormina e potenzialmente, adesso non voglio fare nessun pronostico, una tra le vincenti di Siracusa, San Pio, si rischia di fare una finale da punto interrogativo. Chi vedi favorito? Ma intanto queste finali non hanno mai un favorito, sono partite, può succedere di tutto. Però notavo dalla schermata che ci sono le due sorprese del campionato, secondo me. Sì, Taormina sicuramente Mister Bianco. E le due un po' deluse del campionato. Comunque è vero, ci aspettavamo qualcosa di più da Siracusa e San Pio. Quindi questa è una bella cosa, soprattutto per Mister Bianco, che era partita all'inizio per la salvezza, la classifica, per i play-out sicuramente. Ha scalato la classifica arrivando seconda. Oltretutto, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo nell'altro spareggio Siracusa-San Pio, visto che ancora si deve aspettare lo spareggio. Si deve ancora aspettare l'eventuale. Ci vuoi raccontare bene come stanno le cose? Ettore, io prima volevo fare una domanda a Natale Serafino. Sì, non parliamo dello Scordia perché poi dopo gli devo fare vedere. Vabbè, allora ne parliamo dopo dello Scordia e chiariamo la vicenda San Pio X. Benissimo. Allora, San Pio X paradossalmente adesso dobbiamo attenzionare quello che succede nell'eccellenza veneta. Nel girone A dell'eccellenza veneta, vengo e mi spiego. Nei due gironi di eccellenza veneto mancano ancora 3 giornate alla fine del campionato. Perché dico questo? Perché i riflettori sono puntati adesso sull'Unione Arzignano, che insieme alla San Pio X è l'altra semifinalista della Coppa Italia di eccellenza. Ricordiamo Coppa Italia vinta dal Campobasso, che ha battuto in finale i toscani del Ponzacco. Sì. Sia il Campobasso che il Ponzacco hanno vinto i rispettivi gironi di eccellenza e sono in Serie D a prescindere dalla Coppa. Il posto a cui tocca la vincitrice della Serie D, quindi se lo contendono le due semifinaliste. L'Unione Arzignano è in corsa per vincere il campionato, è terzo a 3 punti di distacco dalla prima, mancano ancora 3 giornate. Qualche chance ce l'ha di vincere il campionato, calendario alla mano. Se l'Arzignano dovesse vincere, la San Pio X va in Serie D. Se l'Arzignano non dovesse vincere, si farà uno spareggio in campo neutro
e chi vince va in Serie D, quindi teoricamente potrebbe essere vanificato anche il playoff Siracusa e San Pio, con il Siracusa che andrebbe direttamente alla finale di girone con la vincente di Mister Bianco Taormina. Si parlava di una possibile entrata della squadra di Barcellona di Pozzo di Gotto, si dice. Teoricamente il regolamento alla mano potrebbe anche avvenire questo, sì. Potrebbe subentrare l'IGA Virtus. Chiaramente dobbiamo aspettare ancora praticamente il 27 aprile, perché il 27 aprile si concluderà l'eccellenza in Veneto e capiremo se l'Arzignano vincerà il campionato oppure no. Ipotesi che è abbastanza remota, però tuttavia matematicamente calendario alla mano i veneti sono in corsa per vincere il girone A. Allora, sempre del girone B del campionato di eccellenza possono già partire le immagini di questo Scordia che comunque ha disputato, secondo me, un campionato straordinario, perché c'è la voglia di vivere questa eccellenza da protagonisti. Lo siete stati in parecchie partite, qualche partita un po' meno, però sostanzialmente è stato un campionato, credo, positivo. Che hai da dire? Tu che sei stato il guidatore dalla mano ferma. Diciamo che la cosa più importante che siamo riusciti tutti a fare è mettere in evidenza alcuni giovani, come questo che stiamo vedendo ora sul gol che ha fatto Gentile, un 92, e soprattutto una coppia di attaccanti che per la categoria, per l'età che hanno, sono di tutto rispetto, soprattutto per il numero di gol fatti in 2 anni. Addirittura? Sì. Bellino è chiuso quest'anno il 17, Osman è chiuso il 14. E sono numeri! E sono un 93 e un 92. L'anno scorso Bellino ha vinto la classifica dei cannonieri di promozione con 24 reti. Tanto però, scusami mister, per uno scherzo del destino, lo Scordia Usman l'ha preso proprio dal Battiati. È vero, l'ha preso L'ha preso perché era già con me a Battiati, che ero io l'allenatore di quella squadra. Ma ha seguito il suo mister? No, ha seguito quelli che sono magari gli obiettivi diversi di un giovane che aspira magari a salire di categoria, non della società. Ma parliamo di questo Scordia, uno Scordia che ha voluto comunque fortemente questa eccellenza lo scorso anno, facendo un campionato secondo me bellissimo. Quest'anno eravate partiti solamente con l'obiettivo di tenerla questa categoria, oppure poi state facendo... Guarda Ettore, eravamo veramente partiti con tutti non c'era nessuno che ci dava per una salvezza tranquilla, ci davano per spacciati, onestamente, in estate, in estate ci davano per spacciati perché la squadra... Ma non avevano visto la rosa, io invece ho visto giocare, anche chi conosceva, era sembrata già una squadra buona. Anche chi conosceva la rosa, insomma, non ci dava per quelli che potevamo raggiungere una salvezza tranquilla, però lo spirito, il grande sacrificio, il lavoro e soprattutto la voglia di questi ragazzi, insomma, ci ha permesso a tutti, soprattutto a me, di arrivare fino alla fine, alla grande, e magari disputando alcune partite importanti, soprattutto con Siracusa, andata e ritorno. Anche con la San Pio avete fatto una bellissima partita. E soprattutto con la Cereale, perché ricordo che lo Scordia è stato l'unica squadra fino a quando non c'era la vicenda tesseramenti ad aver battuto è vero. Tra l'altro mister, ecco, voi avete fatto anche un campionato estremamente positivo, lo ribadiamo, ma anche un campionato molto strano, perché avete fatto tantissime vittorie in trasferta, credo 4-5, ma avete perso qualche punticino di troppo in casa. C'è il rammarico, perché oggettivamente per quello che il volume di gioco che avete espresso con Usman, Bellino, insomma con questi attaccanti sempre molto pericolosi, forse per i playoff potevate dire la vostra? Guarda, ti faccio presente che noi abbiamo perso 9 punti con 2 squadre retrocesse, con Rometta e Acereale 1946, quindi da questo ti lascio far pensare quello che è la mia squadra, una squadra giovane che ha avuto momenti importanti riguardanti l'entusiasmo, il periodo positivo, però poi dopo magari un po' di esperienza in più ha pagato in alcune partite. Tra l'altro tu giustamente sottolineavi, mister, il lancio di 2 giovani dal sicuro avvenire come Usman e Bellino, ma il tuo grande merito secondo me è aver ridato anche una seconda giovinezza a uno dei maggiori talenti che abbiamo in provincia di Catania, che è Davide Monteleone. È vero, sono d'accordo. Allora Claudio è una bandiera per Scordia. È un giocatore che non lo scopre né Natale Serafino né nessuno, è un giocatore che ha fatto la storia in quel contesto, insomma, quello che è Scordia, Lentini, Francofonte. È una splendida persona, l'ha avuto anche come compagno Paolo a Lentini, quindi... Ma quanti compagni ha avuto Paolo? È una vita che gioca. È vero. Ma Claudio è una grande persona veramente, sotto il punto di vista umano e di gruppo. Confermato il prossimo anno?
Confermato chi? L'allenatore o Claudio? Vabbè, l'allenatore credo di sì, Claudio. No, l'allenatore deve aspettare il presidente che ci sono dei piccoli problemi riguardanti la gestione dello stadio, quindi ancora non quindi ancora il presidente non ha messo le basi per il nuovo progetto 2014-2015. Aspettiamo qualche settimana, ci riposiamo tutti. Giusto. Poi dopo anche Pasqua, perché il campionato è stato intenso, voglio dire, ogni domenica. Dopo Pasqua andremo magari a valutare la situazione prima di Scordia, poi magari. Ma a te piacerebbe tornare comunque di nuovo a Scordia anche la prossima stagione? Io sono legato a questo paese perché giustamente mi ha dato il mio lancio, insomma, su quello che è il panorama calcistico, però come ogni allenatore, come anche Luca ce l'ha un sogno nel cassetto, è quello sempre di migliorare. Certo, è giusto, quindi giusto. Aspettiamo prima cosa. Può darsi che arriva qualche proposta. No, io mi auguro che se non è già arrivata, che non se ne parla, ma io mi auguro che il mio presidente Rosario Gallo riesca ad ottenere la gestione dello stadio e a fare una squadra importante a Scordia. Benissimo. Allora noi ti auguriamo chiaramente un buon proseguo. Grazie. E anche un in bocca al lupo per la prossima stagione, speriamo. Qualunque essa sia la sede, così siamo generici e non diamo nomi. Questa trasmissione porta un po' fortuna. L'anno scorso mi avete invitato alla fine con la vittoria del campionato, quest'anno è vero. Portiamo fortuna a tutti i nostri ospiti, è vero. Pochissimi hanno detto al contrario, quindi siamo contenti. Qualcuno dice di no, vedo dall'altra parte della telecamera. Va bene, allora abbiamo chiuso anche questa bella parentesi dedicata al campionato interregionale e 2 eccellenza. A questo punto ci dobbiamo fermare, abbiamo la pubblicità, però prima salutiamo Carmelo che, anzi no, facciamo una cosa, rimane ancora almeno per altri 2 gironi del campionato di promozione. Oggi facciamo un'eccezione anche perché Francesco Rametta non è presente nei nostri studi oggi, per cui lo sostituirai, ma sicuramente in maniera fantastica. Mentre invece Federica, che fai? Vuoi rimanere pure tu? C'è Giulia che ansia. Quindi dovrai allora abbandonare il programma. Sì. Vabbè, ma solo per questa settimana. Ci mancherebbe. Ci rivedremo settimana prossima senz'altro. Perfetto, allora nel frattempo mi lanci la pubblicità. pubblicità. Io ovviamente auguro un buon proseguimento di serata a voi in studio, ai nostri telespettatori e adesso vi lascio con la pubblicità.